Sono scattate diverse denunce di elettori in Calabria sorpresi a fotografare il loro voto all'interno del seggio. 3 persone sono state denunciate a Catanzaro tra ieri ed oggi. Un altro caso si è registrato a Roggiano Gravina nel Cosentino e a Reggio Calabria. In tutte le circostanze le schede sono state annullate. Si sono chiuse alle 15 i seggi per le elezioni amministrative in Calabria. Dopo le operazioni di voto l'affluenza risulta più bassa rispetto agli anni precedenti. Ad avere minore affluenza è la città di Cosenza che chiude con il 73,23%, seguita da Reggio Calabria con il 74,67% e Crotone con il 75,39%. A detenere il primato la città di Catanzaro che ha raggiunto il 79,91%. Nell'estrazione di sabato scorso il gioco del lotto ha regalato un premio da 124.000 euro ad un giocatore di Lamezia Terme. Il fortunato ha scelto di giocare sulla ruota nazionale 1 euro sull'ambo, 1 euro sul terno e 1 euro sulla quaterna, centrando 6 ambi, 4 terni ed una quaterna ed ottenendo la vincita di 124.750 euro. Si è conclusa ieri sera con il consueto spettacolo pirotecnico la festa della Madonna di Capocolonna a Crotone. Tante le persone accorse all'evento, anche dai paesi vicini. Secondo la tradizione, l'icona della Vergine fu ritrovata in mare da un pescatore, presso il promontorio di Capocolonna intorno al 500. A gettarla in mare sarebbero stati i turchi dopo aver cercato invano di dargli fuoco.